essi. Qui Mario Donato dal diario di un viaggiatore eterico. Il viaggio nelle esperienze del mondo delle energie sottili, del prana, delle forze eteriche. Ho iniziato questo viaggio 30 anni fa, ne avevo 16. Ne ho viste di tutti i colori e qualcuna ve la riporto perché per mostrarvi che si possono tante di quelle cose che non avete neanche idea. Prima però bisogna superare la paura. Sapete cos'è ciò che blocca un operatore? La cosa più grande che blocca un operatore nella propria crescita, nel mettere a frutto per il bene suo e del mondo i propri talenti, le proprie conoscenze, ciò che ha imparato. La paura del proprio potere. La paura del proprio potere è la paura della grandezza che tutti portiamo dentro, a cui possiamo accedere. Quando ti confronti con la grandezza e sei piccolo, prendi paura e scappi. So che è successo a molti di voi, è successo anche a me stesso. Successe alla mia maestra di Reiki quando avevo 16 anni. Sei in uno stato di coscienza alterato perché stai praticando con le tue tecniche, ok? O sei in meditazione profonda o altro ancora di simile, però la coscienza è lucida, sveglia, attenta, ti rendi conto che hai spalancato una porta. Ti vedi piccolo, quella porta è gigantesca e dietro quella porta c'è qualcosa di immenso. Quel qualcosa di immenso qualcuno se lo rappresenta perché sono i suoi filtri inconsci a tradurli così, come un santo, come un angelo, come una divinità, come una grande luce, o come tante cose, ok? E tu però ti senti piccolo, prendi paura, vedi che quella cosa è amore, ti abbraccia, ti dice vieni, ti mostro, ti insegno e tu scappi via. A quanti di voi è successo? È abbastanza normale all'inizio del percorso. A me successe che ero già molto avanti. Passai una settimana come sull'orlo del baratro, dicevo no, questa responsabilità è troppo grande. Veramente mi mettevo a praticare e mi distraevo subito, ma perché avevo paura di quella responsabilità. Poi la accettai e divenne, non dico banale, perché il rispetto c'è sempre per quello che mi è stato dato. Però l'ho accolta, l'ho fatta mia. Il più grande limite è la paura del proprio potere. Molti pensano che, il potere è una cosa negativa, ma è una cosa bellissima. È il tuo potere di agire e portare cambiamento per te stesso e poi per gli altri. E accettare il potere che hai e quindi la responsabilità che ne consegue è un punto fondamentale. Qual è l'opposto dell'accettare il potere? Creare terrore. Io mi guardo da tutti coloro che fanno terrorismo. Non fare questo, se no le leggi universali ti puniscono. No, questa cosa non si può dire. No, non si può fare. No, hai fatto una cosa che è gravissima, le leggi universali ti puniranno. E io sono ancora qui e mi va tutto bene, e al contrario, anzi. Capite che ve sto a dire? Lo capite? Se insegnate con le energie, insegnate col cuore. Se vi rendete conto che state trasmettendo paura, fermatevi. È una vostra paura o è qualcosa che va condiviso con altre persone? Perché se è una vostra paura, tenetevela per voi. Bisogna anche imparare a insegnare. Non posso pensare che una persona che si accosti alle prime armi possa capire tutte le istruzioni che gli do. Faccio un esempio che non c'entra niente, ok? È come se vi dicessi: ok, questa è la vostra prima esperienza di meditazione, dovete farla nel modo corretto, se no sono problemi. Già così si parte male. Schiena dritta, respiro rilassato, occhi mi raccomando chiusi. E guardate che starete a meditare fermi in silenzio per almeno mezz'ora. Mamma mia, così terrorizzi le persone, E conosco casi di questo genere. Ma cosa ottieni facendo così?
alimenti solo la rigidità nelle persone, non li conduci nella porta di ciò che tengono dentro, di quel potere che nasce dalla loro forza interiore, dall'anima, da tutto ciò che sono stati e saranno sempre. Non gli permetti di dischiudere questo. E lo stai chiudendo, anzi, gli stai mettendo la scritta qui c'è da temere e si irrigidiranno. Troppe istruzioni sono inutili. La differenza? Bene ragazzi, facciamo un po' di meditazione. Postura, l'importante è che siate comodi. Respiro. E gli occhi? Vuoi tenerli chiusi? Tienili chiusi. Vuoi tenerli aperti? Tienili aperti. Respiriamo. Meno istruzioni possibile. Poi, pian piano, aggiungi istruzioni quando si sono sedimentate quelle precedenti. Non succede nulla di male, ragazzi. Al massimo si apre la porticina del sentire e cominci a sentire per davvero. E la prima volta che senti per davvero può essere anche terrificante, sconvolgente, scopri cose che non ti aspetti. Ma questo succederà in ogni caso. Tanto vale farlo portando la persona con manina, rassicurandola, dicendogli guarda che non succede nulla di male, quello che sperimenterai l'abbiamo già sperimentato in tanti milioni di praticanti in secoli e secoli. Vai tranquillo, però fai questa esperienza, se hai domande, fai domande, non ti preoccupare, tutto un altro mondo. Io ovviamente, questo era solo un esempio, io parlo di lavori con forze eteriche, ok? E lì ci vuole esperienza, ci vuole viversela e poi capisci che non c'è nulla di cui aver paura, che se c'è il cuore e se dall'alto e dal basso, cioè dalle forze divine, qualcuno le chiama spirituali, ma spirituale è un termine improprio. Spirituale definisce una netta separazione fra spirito e materia, e allora preferisco le cose divine, in cui spirito e materia diventano uno, e stanno in alto così come in basso, e tutto ciò che è divino ti apre la porta, allora tu fai, agisci con quelle forze, sii portatore o portatrice di cambiamento, ma prima di tutto doma i tuoi demoni, facci pace o dissolvili. 90% dei demoni che porti nel cuore sono solo cicatrici e dolore. Si possono dissolvere, sono solo illusioni. Il restante 9% andranno trasformati, riciclati, armonizzati, trasmutati. Funzionerà molto bene, perché non potranno essere dissolti, perché non sono illusioni, sono cose di cui stai ancora facendo esperienza. O sono aspetti di te stesso, ma sono solo il 9% del totale. E l'ultimo, l'1%, è qualcosa che non si può né dissolvere né trasmutare, ma potrei sbagliarmi. Va invece completamente accettato e fatto proprio, perché va riconosciuto in quanto è una parte di te che indossa una maschera, ma è solo l'1%. Guarda che nella maggior parte dei casi quello che funziona è fai reset, resetta l'aspetto distorto dell'etere, perché è solo un'illusione, e così facendo fai tornare quelle cose distorte neutre e ripulite. Basta, fine. Non c'è bisogno di perderci tempo. Una minima parte andrà invece trasformata, fatta tornare utile, perché ti è ancora utile e c'è ancora da dirti qualcosa. Ma poi il granello più piccolo, ed è solo il più piccolo, va solo accettato, perché eri tu. Punto, fine. Non possiamo pensare di usare l'accettazione radicale e totale verso ciò che è solo un'illusione e va dissolto, senza porci il problema, perché se no finiamo noi stessi per alimentare quell'illusione e renderla reale. Questa è la mia opinione, ragazzi. Per cui, quando parlo di energie, adesso torno un po' a bomba, io ti dico non avere paura del tuo potere. Ci sono cose che vanno dissolte, resettate, dissolte. È la tecnica base. La tecnica avanzata è la trasmutazione, ma c'è bisogno che il tuo cuore abbia compreso come trasmutare. Ed è molto molto utile, è alla base dei processi per generare forza vitale. Questa la insegno come tecnica avanzata.
L'ultima delle quali, che a mio avviso non è insegnabile ma è solo mostrabile, è l'accettazione totale, in quanto quella cosa era tua, smaschera riconosciti. Quindi mai avere paura del proprio potere e agire. Perché tutti noi siamo grandi forze portatrici di cambiamento e siamo qui per fare la differenza, se no ce ne restavamo dall'altra parte, ragazzi, e non ci incarnavamo nemmeno. Buon tutto.